Ci troviamo dalle parti di via Nettuno, sulla spiaggia di Mare Nostrum a San Leone, un tratto di spiaggia affollata d'estate e utilizzata d'inverno da tanti agrigentini sportivi, come il signor Salvatore Cosentino che ci ha segnalato il pericolo. Parliamo del muro che, come si vede nelle immagini, crea una situazione grave per la pubblica incolumità. Il problema sarebbe stato segnalato, come ribadisce la stessa persona che è venuta in redazione, ma purtroppo senza esito. Naturalmente, al di là delle polemiche e delle accuse, quel che conta è l'eliminazione immediata del pericolo. Non sappiamo se ad intervenire debba essere il privato proprietario dell'immobile o l'ente pubblico. Fatto sta che bisogna muoversi in fretta, scongiurando gravi conseguenze per le persone. Staremo a vedere.